La Polizia di Stato, nell'ambito delle direttive impartite dal questore di Agrigento Emanuele Rigifari, tese a implementare gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha esteso il raggio d'azione ai comuni di Ribera e Menfi, dove sono stati segnalati episodi di micro e macro criminalità. Il dispositivo operativo, potenziato dalla presenza del reparto prevenzione crimine di Palermo e dalla Poststrada di Agrigento, ha complessivamente operato diversi controlli sotto il profilo della polizia giudiziaria, amministrativa, misure di prevenzione e circolazione veicolare. In particolare sono stati identificati 234 persone, con alcune interessati da pregiudizi penali, e controllati oltre 110 veicoli. Di queste attività, sotto il profilo della prevenzione stradale, ha consentito di elevare 25 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, decurtare 85 punti sulla patente di guida. Si è proceduto al ritiro di 3 carte di circolazione e di una patente di guida, mentre 9 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sul versante della prevenzione stradale, le attività sono state nello specifico orientate al controllo e alla verifica dei cosiddetti velocipedi elettrici, sottoponendone 4 sotto il vincolo del sequestro amministrativo, in quanto difformi dalle specifiche di fabbrica, elevando sanzioni per un importo di 25.000 euro. Si è proceduto a un capillare controllo di soggetti sottoposti a vario titolo a misure restrittive della propria libertà. Con riguardo ai controlli in tema di polizia amministrativa, sono stati altresì effettuati 5 accessi ispettivi ad attività commerciali e contestate 2 sanzioni amministrative per violazione alle leggi di pubblica sicurezza.